Buonasera, Barbara Braghilla, Empatico Giornale, Mostra del Cinema di Venezia 2025, 82esima edizione. Questo è lo spazio della Regione del Veneto dove ci sono tante conferenze molto interessanti. Ho il piacere di incontrare Angelo Zanellato che è Presidente Polesine Film Commission. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, siamo qua perché, Angelo? Perché da anni che come Polesine Film Commission partecipiamo, anzi possiamo vantarci di poter aver contribuito a costruire questo spazio, perché è dal 2010 che frequentiamo questi ambienti e li frequentiamo perché riteniamo che questi spazi possono far conoscere il nostro territorio in maniera positiva, ma soprattutto possono portare all'attenzione delle case di produzioni il nostro territorio, che è sempre un po' dimenticato. Beh, il nostro territorio sì, potrebbe essere anche un po' dimenticato, ma ricordiamoci che è molto bello, molto particolare, pieno di talenti, grandi imprenditori, anche bella gente. Quindi io, siccome sono anch'io del Delta del Po, una polesana, e tengo, insomma, ci tengo a descriverlo anche molto bene, perché insomma bisogna avere anche, appunto, e quindi insomma siamo qua per valorizzarlo. Certamente siamo qua per valorizzarlo con le varie manifestazioni che ci sono, con i vari progetti che dalle diverse realtà vengono fatte e realizzate, ma anche perché possiamo pensare che tramite il cinema, tramite l'audiovisivo, ci possono essere strumenti di comunicazione e di valorizzazione delle nostre aree e delle nostre professionalità, perché ne abbiamo tantissime, che ci permetteranno di portare l'attenzione del nostro Polesine al mondo intero. Ecco, questo è l'obiettivo che abbiamo e che vorremmo tentare di realizzare. E sarà così perché il Polesine non è ultimo a nessuno, anzi evviva il Polesine e sono ben felice di farne parte, di esserci nata e cresciuta. Evviva! Barbara Braghilla, Empatico Giornale, Mostra del Cinema di Venezia, e Angelo Zanellato, Presidente della Polesine Film Commission. ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao.